Ben ritrovati! Si è conclusa recentemente l'Esposizione Internazionale del Turismo a Berlino e l'Agenzia Nazionale del Turismo Italiano ha promosso il nostro paese con l'idea delle isole esperienziali, avendo l'obiettivo di puntare molto sulle emozioni autentiche che può offrire l'Italia. La Germania è il primo mercato internazionale turistico per l'Italia in termini di fatturato e nei primi 9 mesi del 2022 i viaggiatori tedeschi in Italia sono aumentati dell'89% rispetto al 2021, segno evidente della ripresa dopo la pandemia. E hanno speso ben oltre i 5,6 miliardi di euro. Sono in atto in Germania promozioni interessanti verso l'Italia correlate al turismo del Golf, campagne digitali con grandi gruppi editoriali e commerciali tedeschi, per un turismo capace di coniugare nostalgia e modernità, sostenibilità ed esperienze esclusive. Dalle indagini Enit emerge poi che 3 potenziali turisti in Italia su 4 sono interessati a serenità del soggiorno, cultura, enogastronomia ed esperienze utili. Questi dati dovrebbero attrarre la nostra attenzione e quella di chi in Italia svolge l'attività di promozione turistica sui molti mercati maturi europei, come la Germania, prima di guardare a quelli extraeuropei che ancora presentano delle complessità. Arrivederci!